provare ad avere una lettura in prospettiva. L'altro giorno dicevo sguardo lungo, abbiamo 18 milioni, abbiamo 10 mesi di tempo per capire come usarli, iniziamo a parlarne subito se non abbiamo niente da nascondere. Invece quello che vedo io, leggendo i bilanci della Regione del Veneto in maniera abbastanza puntuale e precisa da quando siedo in questo banco, è che non ritrovo un'incapacità di innovazione politica, non c'è mai un'idea nuova attorno a cui costruire una lettura della società. È come se voi vi foste incaponiti a leggere le grandi mutazioni, i grandi cambiamenti che sono in atto con un paio di occhiali vecchio. Cioè, per quando voi ci raccontate della realtà veneta, oltre a rinnegare l'evidenza, e cioè che ci sono dei problemi, continuate a leggere questa realtà con gli occhiali che avete indossato 15 anni fa, quando come maggioranza vi siete seduti su questi banchi. E se oggi noi diciamo che quelle lenti lì sono vecchie, non stiamo dicendo che ha fatto tutto schifo in questi 15 anni, siamo anche noi orgogliosi della nostra regione. Vi stiamo però dicendo che dopo 15 anni che avete governato la regione senza avere un confronto vero, non dico con i territori, ma perlomeno con questo Consiglio regionale, o cambiate gli occhiali o siete capaci di produrre innovazione politica. Ma io mi rendo conto che chi siede su quelle sedie con i voti in tasca, convinto che anche se governa malissimo, i voti tornano a voi, perché come amate ricordarci, tanto perdete anche la prossima volta, a uno non c'è neanche lo sbatti di dover essere migliore di fare meglio di quello che ha fatto finora, perché qualsiasi cosa tanto vincete voi. Questo è un atteggiamento non soltanto arrogante nei confronti della minoranza, ma ripeto, quella è una roba che riguarda noi, ma anche sbagliato rispetto alla capacità che abbiamo di stare nel luogo in cui stiamo e assumerci le responsabilità che ci dobbiamo assumere. E giusto per chiudere anche questa retorica delle Olimpiadi, a noi vanno benissimo le Olimpiadi. Noi siamo i primi fan dell'evento olimpico. Non è questo che ci preoccupa, assessore Calzavara. Ci preoccupa che c'è solo questo. Perché tolte le Olimpiadi, tolto il prosecco, come si dice a slogan, cos'altro rimane della vostra idea di Veneto? Perché? Mi dispiace che l'assessore Corrazzari sia uscito. Di certo non rimane la convinzione che la casa sia un diritto da rafforzare in questa regione. Stavo parlando di lei. Perché a me va benissimo che abbiate un piano strategico casa, perché questa è la giunta dei piani strategici. Ogni volta che c'è un problema si fa un piano strategico. Il problema, assessore Corrazzari, è che nel suo piano strategico non c'è un euro di risorse regionali. Perché il Pinqua sono risorse dello Stato, l'FSC sono risorse dello Stato, il bonus 110% sono risorse dello Stato. Dove sono i soldi della regione? Perché se buoni tutti di fare i piani strategici, come schede sta altri. Una regione, un ente investe e mi sta dicendo che crede in quella roba lì, se mette le mani in tasca e caccia i soldi. Allora, se sono 900 milioni, spannometricamente, la richiesta finanziaria che servirebbe, lei fa sto mestiere da 10 anni, sarebbero stati 90 milioni all'anno. 90 milioni all'anno. Iniziava subito, appena si era seduto lì, lei, qualcuno prima di lei, come direbbe Calzavara, è 30 anni che governate, sono 30 anni che governate, facciamo 15, da quando è arrivato Zaia, 8 milioni all'anno. Oggi avremmo avuto la capacità di rispondere a tutti i bisogni e a tutte le emergenze abitative. Perché non è una priorità di questa regione? Perché la priorità sono le Olimpiadi. Se mi dite che per affrontare il problema della salute e della sicurezza sul lavoro state facendo ovviamente il piano strategico, perché quando c'è un problema si fa il piano strategico, e che dentro quel piano strategico prevedete le assunzioni. Assessore Lanzarin, anche nel piano strategico precedente erano previste le assunzioni per gli Spisal
e oggi l'organizzazione sindacale della CGIL ci ha detto che in tutta Venezia ci sono 14, in tutta la provincia di Venezia, 14 responsabili della sicurezza Spisal, in tutta la provincia di Venezia, 3 a Mestre. Ci sono a Mestre si è verificato il più grande scandalo di lavoro sommerso e nero del nord Italia. A Fincantieri, nei cantieri navali qua dietro, 3.000 lavoratori non in regola, con dei contratti pirata, pagati 5 euro l'ora. Ma possono essere i 3 ispettori Spisal che vanno ai cantieri navali con appalti, subappalti e subappalti a garantire la salute e la sicurezza sul lavoro dei cantieri navali di Venezia? C'è il più grande cantiere della... Ma faccio un esempio, perché i problemi non si risolvono soltanto con i piani strategici in cui si annunciano assunzioni, si annunciano interventi di manutenzione, si annunciano progetti e programmi. Chiudo con l'ultimo tema perché mi sembra... No, ma abbiamo 2 giorni, assessore Marcato, si figuri. Chiudo adesso. Con l'ultima questione. A me fa piacere, assessore Lanzarin, sinceramente, che giovedì pomeriggio finalmente incontriate la delegazione ANCI che vi porrà in maniera ufficiale il problema. Se basta chiederle un appuntamento per informarla che esiste una voragine nei bilanci dei comuni, ne prenderemo nota, ma io mi immagino che l'assessore alla sanità della Regione del Veneto non ha bisogno della lettera di ANCI per sapere che le delibere di giunta che avete assunto hanno un impatto pesantissimo sui bilanci dei comuni. E dico finalmente perché è un impatto molto pesante che supera i 5 milioni di euro, che riguarda il bilancio del 2024, essendo il 20 di dicembre 2024 è come se finalmente. Quindi mi fa piacere che finalmente vi incontriate, ma a parte l'incontro e il piano strategico, la domanda che io vi faccio è: ma giovedì cosa diciamo a questi sindaci? Perché l'ipotesi che l'adeguamento tariffario delle rette non sia tassativo e si possa derogare è un'ipotesi che io non voglio neppure prendere in considerazione, visto che stiamo parlando degli stipendi degli addetti della cooperazione sociale. Quando questi comuni si siedono con lei finalmente giovedì al tavolo e le dicono che gli mancano 5,4 milioni per chiudere i bilanci del 24 e almeno il doppio per iniziare i bilanci del 2025, a parte i piani strategici, cosa rispondiamo a questi sindaci? Perché io non so voi, ma io continuo a ricevere messaggi di amministratori locali che, sapendo che siamo in sessione di bilancio, dicono: ma rispetto a quella roba lì ci sono novità? Ma siete riusciti a parlare con la Giunta? Ma siete riusciti a parlare con Calzavara? I comuni non chiudono i bilanci, soprattutto i comuni più piccoli, perché le grandi città in qualche modo qualche riserva ce l'hanno, tagliando servizi. I comuni più piccoli non chiudono i bilanci, anzi, i comuni più piccoli devono scegliere se negare l'aumento dei contratti nazionali agli operatori del terzo settore o non chiudere i bilanci. Questo è un tema, e siccome avete discusso per mesi di questo adeguamento, ma al tavolo delle rette non c'erano i comuni, io mi chiedo, dentro questa discussione dei tavoli strategici e delle emergenze che evidentemente non sono considerati tali, siamo in grado di risolvere un problema urgente? I 18 milioni di CAV potrebbero essere utilizzati come impegno per dare una mano ai comuni a chiudere i bilanci? Faccio un esempio, non come destinazione mi è abbastanza chiaro, ma basta, diciamo, liberare altre risorse. Mi è anche abbastanza chiaro come si può fare. Dico per dire, perché se oggi, oltre a offendervi perché le opposizioni non sono d'accordo con voi e secondo Calzavara io dovrei venire qua e fare l'opposizione al governo di De Pascale in Emilia, no? Se vuole io mi attrezzo anche per questo, ma siccome siedo in questi banchi analizzo l'attività della Regione del Veneto. Riusciamo oggi a prendere un accordo per risolvere questa emergenza che a noi sembra prioritaria? Ne avete un'altra?
proviamo a risolverne un'altra. È su queste questioni che noi continuiamo a ritenere che questo collegato alla legge di bilancio non corrisponda alle necessità. Non vuol dire che fa tutto schifo, vuol dire che se ci fossimo noi al vostro posto, anzi, lo dico all'assessore Calzavara così magari cambia prospettiva, quando noi saremo al vostro posto, faremo un bilancio su altre direttive, su altre priorità e con un'altra lettura della società. Grazie.